An infographic on marine mucilage is now online from ARPA Friuli Venezia Giulia, raising awareness of a natural, non-harmful phenomenon under constant monitoring in the Gulf of Trieste. Il nostro golfo è in piena salute, non ci sono problemi di inquinamento. Chiunque può andare al mare e starci quanto più tempo vuole, anzi è auspicabile che lo faccia perché fa anche bene alla salute. Detto questo, il mare è vivo e quindi, come hanno spiegato molto bene i tecnici dell'ARPA che monitorano ogni giorno il nostro golfo, hanno spiegato che dei fenomeni naturali ci sono, purtroppo non sono belli da vedere, perché vedere una schiuma sulla battigia dove andiamo al mare non è stupendo, ma non fa male. Praticamente variazioni repentine di temperatura, apporti di acqua dolce su acqua salata, cambi repentini anche della quantità di luce che arriva. Queste situazioni possono portare ai microrganismi ad avere quelle che vengono chiamate delle fioriture, quindi questi microrganismi iniziano a produrre delle sostanze. Queste sostanze sono ad esempio le mucillagini, che sono degli aggregati di proteine, di zuccheri sostanzialmente essenzialmente innocui, che però in determinate situazioni possono essere molte e possono anche poi accumularsi e persistere per molto tempo. Vengono eseguiti dei monitoraggi per valutare la qualità delle acque marino-costiere in ottemperanza ai decreti legislativi, alla normativa vigente, e nell'ambito di questi monitoraggi, di questi controlli, è possibile rilevare le condizioni del mare e quindi rilevare eventualmente la presenza, la formazione e lo sviluppo di questi fenomeni.